Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di ReniToons, benvenuti, benvenuti. Vedo che già c'è qualcuno collegato, un saluto a chi si è collegato, benvenuti a questa nuova live di ReniToons, ci siamo, questa volta dobbiamo fare uno sfogliamo insieme un po' lungo, diciamo, ci sarà una live un po' lunga, come vedete qui ho messo un sacco di materiale, perché vi avevo detto che appunto quello di cui parleremo oggi, ovvero, vabbè, sta in alto comunque questo, Hokuto no Ken, in italiano Ken il guerriero, è un anime e un manga a cui sono particolarmente affezionato, quindi ci dedicherò più di qualche tempo a questa live, ok? E quindi iniziamo subito, come mio solito, dico subito, queste sono le ore 11:30 di questo venerdì 15 novembre 2024. Rinnovo il benvenuto a tutti quelli che vedranno il video in differita, grazie per chi è con me adesso in live, in base a quello che scriverete poi cercheremo di fare anche magari un minimo di dibattito. Aspettate che devo assolutamente zittire il cellulare, se no mi arrivano un sacco di messaggi e ci disturba poi la live, avevo scordato. Allora, quindi oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questo numero di Japan Magazine, ok? E qui facciamo un tuffo veramente nel passato, nei primissimi anni 90, ok? Perché appunto tra la fine degli anni 80 e poi per buona parte degli anni 90 questo anime è stato trasmesso più e più volte, ok? Diciamo, sulle reti private, non venne trasmesso sulle reti diciamo nazionali come Fininvest o Rai, però diciamo tante reti private hanno colto la palla al balzo vedendo il grandissimo successo che ha avuto e lo hanno trasmesso più e più volte, più e più volte. Io qui non ve lo riportate perché tra l'altro è una piccola parte di quello che ho riguardante questo anime e manga, in quanto parecchia roba è difficile da prendere. Per esempio tutte le videocassette ce l'ho su in soffitta, impossibili da prendere. Comunque abbiamo già parecchio materiale per vedere e fare una bella live corposa. Ok? Bando alle ciance perché sarà una cosa molto lunga. Andiamo a vedere la copertina di Japan Magazine numero 3, incentrato su Ken il guerriero, Hokuto no Ken, Buronson Ara. E questa è la quarta di copertina che, come sapete, è come se fosse un indice. Qui dietro vedete questo televisore, questo qua sta trasmettendo il film di Hokuto no Ken del 1986 che proprio ultimamente qualche settimana fa è stato ritrasmesso addirittura al cinema in una versione ancora più restaurata di questa che vedete, perché questa è già una versione Blu-ray, questa è già una versione che originariamente è Blu-ray, e invece è stato ulteriormente rimasterizzato in mi sembra 8K, una cosa del genere, comunque in altissima risoluzione, ed è stato ritrasmesso per soli 2 o 3 giorni, non ricordo bene, io purtroppo non ci sono potuto andare, e hanno ritrasmesso questo lungometraggio animato del 1986 che riassume un po' tutta la serie fino al primo combattimento tra Ken e Raul, ok? Quindi questo era doveroso spiegare perché vedete queste immagini alle mie spalle, ok? Allora, vista la prima pagina, addentriamoci in questo Japan Magazine. Di qua vedete Zelda, un altro
diciamo un'altra produzione Sprea Editori, e di qua c'è il sommario di questo numero. Ovviamente non è dedicato solo ed esclusivamente a Hokuto no Ken. Guardate che bel poster, il primo poster che vi faccio vedere di questo numero è di Devilman, bellissima immagine dell'uomo diavolo, Devilman, Devilman. Ok, e quindi abbiamo visto, vediamo che qui non si parlerà solo di Hokuto no Ken. Vedete dal sommario si evince che non si parlerà solo di Hokuto no Ken. Va bene? Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, abbonati a Japan Magazine, la ricevi a casa appena stampata, 25% di sconto sul cartaceo e addirittura il 75% di sconto sulla versione digitale. Ok? E qua c'è l'editoriale, il punto della situazione. È sempre Alessandro Agnoli che firma appunto diciamo l'editoriale di questa rivista. E qui cominciamo con Dragon Mail, ovvero la posta di Japan Magazine. Ok? Questa è la posta di Japan Magazine. Come vi ricordo sempre, per veder pubblicata la vostra mail, la vostra lettera, dovete scrivere a dragonmail@japanmagazine.it. Mandate una mail e loro, se lo riterranno opportuno, la pubblicheranno su uno dei numeri di Japan Magazine nella rubrica Dragon Mail. Ok? E questo era doveroso. Oh, e qui iniziamo proprio ad entrare nel vivo di questa live, perché praticamente si inizia a parlare di Hokuto no Ken, la nascita del mito. La nascita del mito mi ricordava qualcosa. Purtroppo ho trovato solo il numero 1, perché il numero 2 mi sa che sta, siccome le librerie noi ce l'abbiamo belle profonde, sta dietro a tanti altri fumetti. Però il numero 1, questo secondo me è la copia, perché di numero 1 noi spesso negli anni che furono se ne compravano 2 copie. Questo addirittura è Hokuto no Ken, le origini del mito. Vedete? Le origini del mito. Questo è un altro fumetto che nulla ha a che vedere con la serie iconica che conosciamo tutti. Ok? Questo non ha nulla a che vedere con... Qui è proprio raccontato il prima che succedesse tutto il fatto che abbiamo visto, stiamo vedendo qui nel film, di quando c'è il primissimo incontro tra Ken Guerriero e Shin per Giulia. Ok? Quindi questa è proprio l'origine, questo è il numero 1. Andiamo a vedere se riesce a mettere a fuoco. Devo sistemare sto fatto che marzo 2004, 2 euro, e questo è il numero 1, come vedete, di Ken Guerriero, le origini del mito. Ok? Sempre Buronson e Tetsuo Hara. E questo uscì su Planet Manga, edito da Panini Comics. Vedete? Planet Manga, Panini Comics. Ok? E questo è il numero 1 di altri volumetti che ce l'ho da qualche parte. Allora, ce l'ho dietro in libreria sicuramente. Allora, andiamo a vedere. Vediamo un'altra pagina. Guardate che bello. Quante immagini che hanno messo. Poi io questo ancora non l'ho letto, perché io quando faccio lo sfogliamo insieme. Buongiorno Willy, buongiorno, benvenuto Willy. Oh, Ken in Italia colpevole. Allora, guardate. Ken in Italia, e qui vediamo, vi ingrandisco questa immagine qui. Questo era Z Compact, edito dalla Granata Press, dove per la prima volta in Italia viene pubblicato il manga, il fumetto di Hokuto no Ken. E noi che cosa facciamo?
vedete, io ce l'ho imballati, li andiamo a sballare. Io poi li mettevo più volumetti insieme perché sennò troppe bustine, e non solo, ma queste bustine sono quelle che si utilizzano per surgelare gli alimenti. Sono i cookie gelo, vedete, i cookie gelo. Io utilizzo i cookie gelo per proteggere questi volumetti dalla polvere. Ovviamente adesso li rimetteremo così come stanno, eh. Tra l'altro devo levare questo scotch che sta qui da almeno 20 anni, se non di più, ed è complicato. Aspettate, ecco, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo levato lo scotch che sta lì da 20 anni, l'ho aperto, Non è un unboxing perché è trasparente. Comunque andiamo a vedere. Oh, Z Compact. Allora, quello a cui fanno riferimento loro che hanno fatto appunto questa rivista, è questo numero qui. Questo numero qui, vi faccio vedere, riporta 1. Vedete? Giugno 1992, lire 2008, numero 1. Z Compact, quarta di copertina. Z Compact, vedete? Granata X, che è la granata press. Oh, secondo me fin qua, ecco, granata X, vedete? Ok. Poi c'è un altro numero 1 edito sempre da Granata X, questo è lo 01 autunno 1993. Questo è un altro numero 1. Allora, presentazione. Allora, questo era già girato all'italiana, quindi questo non si leggeva come il manga, quindi alla giapponese. Questo neanche. Qui c'è pure l'intervista a Tetsuo Hara. E questo bisogna vedere perché questo è di giugno 92 e qua dice autunno 93. Sempre Z Compact, io mo non mi ricordo perché ci sono due numeri 1. Vedete, questi sono due numeri 1. Uno è lo 01 e l'altro è l'1. Non mi ricordo sinceramente. Andiamo a vedere dietro. Allora, qui ci sono narrate. Oh, qui mi si è un po' rovinato questo addirittura. Vabbè. Insomma, questi sono i due numeri 1. Adesso vediamo tutte le copertine dei... lo so, grande Kenny Guerriero, lo so, grande. Allora, tutti i numeri dei volumetti, poi li rimetto a posto esattamente come stanno. Quindi, allora, iniziamo. Numero 1, vi faccio vedere la copertina, aspettando che mette a fuoco. Ok? Numero 01, numero 01, ok? Numero 02, e numero 03. Eccoci qua, uno più bello dell'altro queste copertine, Poi si prendono, si rimettono qui dentro e si passiamo avanti, così poi mi ricordo anche quelle che ho già visto e le mettiamo qua. Poi qui stessa storia, c'è lo scotch, vediamo di levarlo senza rovinare niente, così. Ok, levato senza rovinare niente. Siamo arrivati a 03, allora
A me di qua addirittura hanno rifatto, caspiterina hanno combinato. Qui addirittura si ripete un'altra volta il 2. Vedete che casino che facevano? Qui si ripete il 2, vedi? Luglio 1992, lire 2008, un'altra volta il 2. Che poi voi non lo potete, non ve lo posso far vedere, ma sta scritto anche qui, Kenny Guerriero 2. Ma questo non lo metterà mai a fuoco. Comunque, questo si ripete il 2, quindi un'altra volta 2, quarta di copertina sempre così, 2, 3, guardate, Kenny Guerriero 3, Kenny Guerriero 3, buongiorno Max, ciao, sto facendo vedere un po' di roba di Hokuto no Ken, questo è il 3, 3 però scritto in quest'altro, con quest'altro font, vedete, aspettate, ecco, 3, quindi 2, 02, 03 già l'abbiamo visto, e questo è un'altra volta il 3, poi esce il 4 si vede benissimo il numero, 4, 5, ed ecco il 5, con Jagger, e 6, l'usurpatore di Toki, di 6, ok? E quindi siamo arrivati al 6 senza lo 0 davanti. Allora, un attimino che questo scotch rischia di rovinare qualcosa, mettiamo così, poi ce lo rimetterò lo scotch, andiamo a rimettere nella bustina, sempre cookie gelo, cookie gelo, pubblicità occulta. Allora, quindi questi li mettiamo così, questi li mettiamo così, e andiamoci a vedere questi altri. Sempre il problema dello scotch. Lo so. Ah, ecco. Perfetto. Problema risolto. Perfetto. Andiamoci a vedere questi altri. Allora. Questo dovrebbe essere il 7? Andiamo a vedere. Sì. 7, 5 dicembre 92. Grande Max. Che ne so, dove clicchi i pomodori? Non lo so, non ne so. Ah, i cuori qua? Boh. Non lo so, Max. Non ci capisco io sulle donazioni, sti cosi, su sti like così. Allora, Kenny Guerriero numero 7. Sempre Z Compact e Granata X, Granata Press. Vedete? Questi sono abbastanza introvabili, quindi questo è il numero 7. Andiamo a vedere il numero 8, guardate che copertine, ma le copertine erano qualcosa di spettacolare, numero 8, questo è il numero 8, Z Compact, Kenny Guerriero, tra l'altro andiamo a vedere, 20 dicembre 92, pensate quanto tempo fa. Numero 9, guardate che bello, numero 9, andiamo avanti un po' più veloce, se no ci mettiamo 6 anni oggi, numero 9, numero 10, si intravede Raul, il re di Hokuto, vedete, numero 10, e mi è cascato il Japan Magazine, meno male che si è chiuso. Numero 11,
sempre edito da Granata X, Granata Press. Allora, siamo arrivati al numero 11, guardate quanti so. Numero 11, poi c'è stato anche un seguito, i film, gli OAV, ne parleremo. Allora, siamo arrivati al numero 11, mi sbrigo, metto qui, numero 11, scotch qua, numero 11, non so se... qui ne ho messo un po' di più di scotch. Non si stacca. Ok, ho ovviato, se no ci mettiamo troppo tempo. Allora, numero 11 e vediamo. Allora, numero 12, guardate, numero 12, Z Compact, sempre 1992, no, 93, qui siamo arrivati a febbraio 93, con il numero 12, numero 13, quello dovrebbe essere Sauser, la piramide di Sauser, il re di Nanto. Poi 14, vedete, Z Compact Kenny Guerriero numero 14, 15, e qui si vede già Raul contro Ken, 15 e 16, ma bellissimi comunque, 15 e 16, guardate che belli. 16, siamo arrivati a 16, siamo a metà, vi voglio far vedere tutti, 16, 16, qui se non si apre facile io ovvio, sì, conviene ovviare così. Ok, vediamo il 17, penso sia questo, sì, 17, a Napoli direbbero 1-7, 17, ecco il 17, buongiorno Guru 2D, 17, 18, qui siamo tornati nel 92-93, primissimi anni 90, questi fumetti sono usciti in quegli anni. Faccio rivedere con il 18 che stiamo nel 1993, 20 maggio 1993, lire 2800, ok? Editi sempre da Granata Press questi, Z Compact era la collana che conteneva questa, diciamo, le avventure di Kenny il Guerriero, o l'ultimo guerriero di Nanto, ovvero Giulia. Questo è il 19, vedete? 19, se lo metto così lo mette a fuoco. 7 giugno 93, 19, 20, guardate che belli che sono, 20,
20, me lo metto anche così senza riflessi, 20 e 21. Siamo arrivati al 21. Granata X, Granata Press, Z Compact 21, siamo nel 1993. Questi poi sono tenuti maniacali, avete visto? Non c'è, cioè sono perfetti, ma veramente perfetti, e mantenuti appunto dentro anche se sono più numeri per ogni bustina, perché era impossibile guardate qua, ci hanno messi parecchi di numeri dentro sta bustina. Siamo arrivati a 21 mi pare, eh sì, 22, 22, guardate che bello, 22, 22, 23, eccolo qui, Z Compact, 23, 24, 24, oh, 25, 25, 26, perché non me lo metti a fuoco, maledetto? 26, siamo a 20 ottobre 1993 ed è salito a 3.000 lire il prezzo. Eh sì, sono tenuti benissimo, eh. E beh, questo è il 27. Guardate, pure così sono perfetti, guardate. Normalmente quando li leggi, questi si alzano un po'. Vabbè che stanno pressati uno sull'altro, quindi, però, belli, belli, tenuti benissimo. Granata X, praticamente sono nuovi. Nuovi, quasi nuovi, nuovi, sembrano appena stampati. Rimanenza di magazzino, si direbbe. Ok, 27. Rimettiamoli nella bustina. 27. Oh, stiamo a parlare dal 93, 40 anni, quanti ce n'ha? 30 anni. 30. Eh no, perché 93, 2003, 2013, 2023, 30 anni. Non ho detto bene. Oh, quando uno va di fretta, infatti conviene fare le cose con calma, se no poi se li metto male mi fanno le orecchie qui, perché ce n'è uno di più rispetto agli altri. Le bustine sono sempre quelle e quindi faccio fatica a metterli a posto. Vabbè, ci siamo riusciti, via. Sempre bustine cookie gelo. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Quella era già aperta, questa invece no, questa si è aperta facile. Ok, andiamo a vedere. Questo è il 28. Che dovevamo vedere noi? Che numero siamo arrivati qua? 22, 23, 24, 25, 26, 27, è giusto. 28, 28, numero 28. Vedete? 28. 29, 29, oh, 29 doppio ce l'ho, addirittura.
Guardate un po', il 29 ce l'ho ancora, ce l'ho pure doppio. Valla a capire perché qua ce ne sarà uno che ci sarà qualche errore. Per forza. Ci sarà qualche difetto su uno dei due e allora l'ho ripresi perché c'era qualche difetto. Mo' vattela a ricordare. Guardate, 29 addirittura due copie. Eccole. 29. Oggi compie 23 anni la prima Xbox e 11 anni la PS4. Pensate, infatti io non ci ho avuto né la prima Xbox, no, io ho la 360, PlayStation c'ho solo la 1, che tra l'altro si è pure rotta, me l'hanno rotta, vabbè, comunque si è rotta. Quindi questo è il numero 29, doppia copia, 30. 30, 31, 31, 31, 31, dai che siamo addirittura d'arrivo. 31, 31, via. 31, apriamo quest'altri qui. Niente. 31. Oh. 31. 32. Mi rimetto in piedi. 32. 32. 33. Mi metto più di qua, va. 33. 33. 34. 34. Caio, io. 34. La terra dei demoni. 35. 35. Sempre Z Compact, 36 e andiamo a vedere dove siamo arrivati, 36. 36, vi faccio vedere la quarta di copertina. 36. Metti a fuoco. Oh, 20 marzo 1994, lire 3000. 36. 36. Scusate. 36. Ok. 36, rimettiamoli via. Siamo arrivati all'ultima busta, 36. Vabbè. Qui ci richiede un'altra volta questa. Ah no, non ci è servita. 36. 37. Questa riprende il primo. Non mi vedete che ce l'avevano messo su Japan Magazine, perché quell'immagine mi ricorda qualcosa. Ah no, mi ricorda sbagliato. No, mi ricorda qua c'avevo una cartolina. Queste poi sono tutte cartoline messe insieme, io avevo pure le cartoline singole. Allora 37. 37, 38.
38, 39, 40, 40 e 41. Ok, ci siamo visti, diciamo, tutti i manga editi da Granata Press, Granata X. Ciao Renato, buongiorno, sono arrivato solo ora, poi recupero dall'inizio la live. Grazie, grazie di essere qui con noi, Michele. Ho fatto vedere tutte le copertine del manga uscito tra il 92 93 e fino al 94 di Kenny Guerriero, quindi la primissima pubblicazione in Italia, è questa qui, in Italia del, diciamo, del manga di Hokuto no Ken, edita quindi da Granata X. Abbiamo visto tutte, diciamo, le copertine, anzi mo adesso la rigiro e la rimetto che si rinquadra, che mi fa piacere. Ok? E quindi quella fu la primissima versione pubblicata in Italia, ok? Abbiamo visto più di 40 numeri, ci sono voluti 3 anni dal primo numero all'ultimo numero, quindi eh sì, quella è la primissima pubblicazione. Poi ce ne sono state altre, ovviamente, Vedete, qui c'è quella pubblicazione della Star Comics che adesso andremo a vedere. Vediamo se c'è qualcos'altro, continuiamo a sfogliare perché poi ovviamente la live è sempre sfogliamo insieme Japan Magazine numero 3, dedicato ovviamente a Kenny Guerriero. Allora, eravamo arrivati qui che vi ho fatto vedere questo. Allora, ovviamente, come vi ho detto, le videocassette io ce l'ho su in soffitta, queste che poi uscirono, e io ce n'ho alcune, poi alcune erano delle copie e poi ho anche, io ero fissato per videoregistrare dalla TV, ho anche la serie trasmessa da diverse emittenti private, in diversi periodi, quindi ce l'ho tutta un po' mischiata, però registrata, che ne so, da 5 Stelle, da Italia 7, poi c'era Junior TV, l'hanno trasmessa in tanti e quindi io ce l'ho registrata un po' di qua, un po' di là, poi si vede pure abbastanza male, insomma, quindi non valeva la pena neanche andarla a recuperare e digitalizzare, perché sono tutte cose che si vedono male. Adesso, come già ho detto nella live l'altro ieri, io mi sto rivedendo tutta la serie di Hokuto no Ken, quella originale, in risoluzione 1080p su Prime Video, su Amazon Prime Video, e si vede uno spettacolo, cioè veramente rimasterizzata ad hoc, anche se, come ho detto, a me non dico che piaceva di più, perché alla fine la storia è quella, è bella, ma a me si è persa un po' le sfumature che si vedevano, quelle imperfezioni, quelle, insomma, sono due cose, secondo me, andava fatto, come ho già detto, quella a cui noi eravamo abituati, la versione videocassetta degli anni 90, poteva andare bene sui televisori a tubo catodico, ma adesso che ci stanno i televisori 42, 50, 60, 80 pollici, sgranava tutto, non sarebbe stato possibile vederla su quel tipo di televisori, quindi era necessario modernizzarla, quindi andare ad agire anche sui colori, che sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati noi. Però questo ha fatto sì che i tratti siano più simili, diciamo, all'analogico, a quello a cui noi siamo abituati, perché sennò poi sgranava troppo e si cominciava a vedere tutto tratteggiato, tutto male, tutto a quadrettoni, cioè cominciava a perdere proprio di qualità, di nitidezza l'immagine. Invece quello che sto vedendo adesso su Prime Video a 1080p è nitidissima l'immagine, cioè è perfetta,
non gli faccio, non fa una piega quella. Bisogna vedere, sono tutte e due belle le versioni, sia quelle con cui noi siamo cresciuti e sia queste con cui cresceranno, diciamo, i nuovi ragazzi che vedranno questa serie. Allora, qui hanno fatto vedere, aspettate un attimo, ah, vedete? Qui hanno fatto vedere, mi era sfuggito, guardate, questo è il 45 giri, se levo la mano questo lo metto a fuoco, il 45 giri di Hokuto no Ken. Ok, vediamo un po' se mi metto a fuoco qua che c'è scritto. E andiamo e dai, è gratis. Devo fargli prendere più luce. Oh. Oh. Edizione limitata in 500 copie, vinile rosso, prezzo 20 euro. Vedete? Ken il guerriero. Ok? Allora, come già vi ho raccontato, io negli anni 90, prima ancora di DJ Osso, prima ancora della, diciamo, dei cartoon party, non mi veniva il termine, prima ancora dei cartoon party, io già mettevo delle sigle di cartoni animati sia in discoteca e sia alle varie feste di 18 anni, dove venivo chiamato a fare il DJ. E ovviamente non potevo non menzionare questo. Questo, secondo me, è la prima volta che viene stampato in 12 pollici, cioè sulla grandezza Maxi 45, si chiama questo, cioè sulla grandezza del 33 giri, viene riportata la sigla originale del cartone animato in italiano di Ken il Guerriero. Ok? Guardate, lato A c'è il remix by 8 Mix e la versione originale. Al lato B c'è Cartoons Power a 185 bpm velocissima e Spectrum a 1000 bpm, quindi molto molto, cioè insentibile proprio. Ok? BPM sta per battute al minuto, quindi ok, quindi questo è il remix by 8 Mix, il vinile, vedete? Guardate che bello che era il vinile. Questo è il primissimo vinile con la sigla di Hokuto no Ken, Ken il guerriero. Vedete? Bellissimo questo. Tra l'altro mi sa con questa copertina è introvabile perché poi uscì, lo ristamparono ma con la copertina neutra, cioè tutta di un colore. Ok, quindi questo è il maxi single, maxi 45 che si voglia dire, di Hokuto no Ken, Ken il guerriero. Questo vinile è stato in cornice per tanti anni. Poi quando mi sono trasferito qui, quando mi sono trasferito in questa casa nel lontano 2006, l'ho tirato fuori dalla cornice e l'ho cominciato a usare. Però da quando io lo comprai, praticamente l'avrò usato poche volte, perché come sapete poi più o meno nel 95 eccetera smisi di fare il DJ. Tutti gli altri vinili pure, tra virgolette, vennero messi in naftalina. Vi voglio far vedere un'altra cosa comunque. Mi ero dimenticato di prendere, adesso questo è facile, l'ho presa subito. Allora, vedete questo film, questo è il lungometraggio che riassume la serie, no? Associato a quel lungometraggio venne stampato questo CD, ok? Questo è Original Songs. Per chi è un patito di Ken il Guerriero, andatevelo a cercare, c'è su YouTube, ve lo scaricate, ve lo masterizzate se avete ancora un lettore CD, perché è qualcosa di spettacolare. Questi brani che vedete sono tutti uno più bello dell'altro. Ci sono ovviamente le due sigle della seconda serie, Top Boy e Love Song, ci sono tutte e due, e questo si chiama Original Songs di Hokuto no Ken. Ok, questo uscì più o meno un po' dopo questo film, perché tutti i brani che vengono usati in questo lungo OAV, chiamiamolo così, sono contenuti in questo CD. Ok, andatevelo a rimediare. Original Songs di
Kenny Guerriero, lo trovate tranquillamente su YouTube, vi scaricate l'audio e ve lo masterizzate tranquillamente. E poi vi voglio far vedere un'altra cosa, un'altra chicca della prima volta che venne stampato su CD la sigla italiana. Allora, non era questo, no, mi pare che era il volume 2. Allora, la prima volta che venne incisa su CD la sigla italiana è questo CD qua, Bullandia volume 2. Questo uscì in concomitanza di TRE, che trasmetteva anche TRE la serie. Vedete quel AAD qui? TRE AAD? AAD è una sigla che all'epoca si utilizzava per i CD. Che cosa volevano dire AAD? AAD sta per analogico digitale. Allora, che cosa significa? La D finale praticamente era sempre D, perché era la parte finale del processo di masterizzazione. Quindi diciamo, il sorgente era un sorgente, perché AAD, sorgente analogico, lavorato in analogico, masterizzato in digitale. Ok? Quindi questi CD vuol dire che avevano, diciamo, tutto il processo di lavorazione in analogico e solo il processo di masterizzazione in digitale. Poi andatevela a cercare, perché queste sono delle diciture che si utilizzavano all'inizio, quando erano appena usciti i CD, per sapere se la musica era stata presa in presa diretta direttamente in digitale. I migliori erano DDD, perché era considerato all'epoca, oh, è tutto digitale, si sente uno spettacolo senza frusci. Effettivamente diciamo che la qualità massima era catturare, questo era in 44.1 kHz, quindi tu dovevi catturare alla risoluzione del CD, quindi alla qualità del CD, 44.1 kHz, wave, eccetera eccetera. E praticamente se tu lo prendevi in analogico, facevi la fase di mastering in digitale, fase di mastering in digitale, masterizzazione in digitale, quella era DDD, e diciamo la sorgente audio non subiva nessuna conversione a DDA. AD significa analogico digitale, DA digitale analogico. Noi abbiamo sempre una conversione DA quando abbiamo gli amplificatori che poi devono trasformare il segnale digitale in un segnale che dalle casse può uscire e ci possiamo sentire l'audio. Quello è sempre analogico. Ok? Comunque poi c'è tutto, diciamo, un processo. Dedicherò pure una live a tutte le mie conoscenze del supporto CD audio, ok? Perché io poi sono stato pure, diciamo, all'inizio proprio addirittura con Amiga 500 e l'acceleratrice GVP A530 sono riuscito a catturare una audiocassetta, che è la Piccadilly D, ad acquisirla, l'audio in wave, perché all'epoca quello era, e poi a masterizzarla. Mi pare che usai Make CD in formato audio su un CD audio, quindi doveva supportare tutte quelle caratteristiche, perché all'epoca pure i programmi di masterizzazione erano molto semplici, e se tu gli mandavi in input un file audio che non era compatibile con gli standard del CD, allora non te lo masterizzava. Quindi bisognava avere delle accortezze, andare a lavorare le tracce che poi andavano masterizzate sul CD in un certo modo, poi CD che si bruciavano, ce ne sarebbe tanto da dire. Quindi vi ho fatto vedere il vinile di Kenny Guerriero, il CD Original Songs di Hokuto no Ken, che è poi la colonna sonora di questo, e la prima volta che venne stampata sul CD la versione italiana della sigla di Ken. Ok? Quindi tante informazioni, tante cose. Ok? Andiamo avanti, vediamo un po'. Oh, qui hanno preso un po' di frame, come già hanno fatto anche negli altri numeri, e vi fanno vedere un po', diciamo, le parti migliori, ma qui so più di 100 e passa puntate, cioè non puoi tirare fuori dei frame. Comunque molto belli questi, la lotta tra Raul e Toki, vedete la lotta tra Raul e Ken, tra Kaio e Ken,
c'è Shin, il segno, nel segno di Nanto, la lotta, la principale, la primissima lotta con Shin, il fratello Jagger, vabbè, ma ce ne sta, cioè io non mi sono messo a parlare né della storia né di niente altro. Il caso del doppiaggio francese. E a questo punto facciamo, diciamo, un'altra pagina, sì, un'altra pausa. Ci fermiamo su questa pagina di Japan Magazine perché vi faccio vedere le copertine del manga, questa volta edito da Star Comics. Vediamo se riesce a mettere. Sì, Star Comics, vedi? Star Comics editore, si legge benissimo. E questo, tra l'altro, si legge alla giapponese. Quindi questa è la versione Star Comics di Hokuto no Ken. Vedete che è uguale da una parte e dall'altra perché si legge alla giapponese, cioè dalla fine all'inizio. Quindi questo è il manga non trasposto. Ok? Bellissimo anche questo. E ce lo andiamo a vedere tutte le copertine. Perché qui sono diverse. Numero 2. Guardate che belle queste copertine. Oh, se vi sto annoiando qui la live, mezzogiorno mi devo sbrigare perché c'è 52 minuti di live e ancora dobbiamo andare avanti, va bene? Lo sapevo, l'avevo detto che era lunga questa live perché Kenny Guerriero è qualcosa di importante per me, quindi eccoci qua, guardate. Andiamo col 4, vado un po' più veloce, tanto queste sono uguali da una parte e dall'altra, ma se ve lo faccio vedere da una parte sola, tanto sono tutti uguali da una parte e dall'altra. 5, 6, 7, guarda che spettacolo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, guardate quanti numeri, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pure questi tenuti benissimo, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
Guardate le date, se lo metto a fuoco. Febbraio 99, mensile, edizione italiana, lire 5.000. Vedete? Ventisei. E l'ultimo numero, il 27esimo, quindi in questo caso erano solo 27 numeri, però sono molto più alti di quegli altri. Ok, quindi questa versione che si legge come un manga giapponese, quindi dalla fine all'inizio, è durata 27 numeri fino a marzo 1999, sempre 5.000 lire. Mettimi a fuoco. Oh, oh. Marzo 1999, edizione italiana, Kenny Guerriero, numero 27, Star Comics. Questo lo devo mettere proprio vicinissimo. Ma dovrei abilitarla a mano la macro. Con Windows 7 la macro non si abilita in automatico. Vabbè. Kenny Guerriero, numero 27, edito da Star Comic. Ok? Allora, e qui abbiamo visto anche questo. E poi è bellissimo, se lo vedete qui c'è sempre disegnata l'Ursa Maggiore. Forse se ne prendo diversi riesco a farla mettere a fuoco la costina, vediamo. Vedete? Guardate che bello. C'è sempre disegnata l'Ursa Maggiore. Allora, li metto qui. Vi ho già fatto vedere il numero 1 di questo, che è il racconto di ciò che è successo prima delle avventure narrate in quei fumetti. Questo è sempre Ken, le origini del mito. Andiamo a vedere numero 1. Sta telecamera ci mette in secolo a mettere a fuoco. Questo è uscito nel 2004, marzo 2004. 2 euro, 4.000 lire. Ok? Forza che non abbiamo ancora finito. Qui se giro, si cambia argomento. Allora, in quel periodo ci fu anche, visto che praticamente i manga che venivano importati dal Giappone erano tutti bianco e nero, no? Fumetti bianco e nero, però noi eravamo abituati a Topolino che era già tutto a colori da tanti tanti anni. Venne fatta una prova. In che cosa consisteva questa prova? Nel fare un anime comic, un anime manga, come vogliamo dirlo. Questo ovviamente fa parte proprio della collana anime comic di Kenny Guerriero, che consisteva in che cosa? In quello che poi hanno fatto un po' su Japan Magazine, ve l'ho fatto vedere. Bisognava prendere dei fotogrammi dell'anime, quindi del cartone animato, che erano già colorati e metterci un fumetto sopra. Uscì ottobre, non so di che anno, lire 8000, ma sempre siamo prima degli anni 2000 qua, edizione italiana, non mi ricordo quando, e qua non c'è scritto solo ottobre 2000, cioè ottobre lire 8000 tra l'altro, perché questo era full color, 8.000 lire, uno di due, nella collana anime comic vi faccio vedere Kenny Guerriero, come vedete qui c'è scritto uno di due, se mette a fuoco, vedete? Uno di due, questa è la collana anime comic, vedete? All'interno, ve lo faccio vedere così, ci sono i fotogrammi dell'anime, vedete? Quello è l'in, vedete? Tutto interamente a colori, tutto interamente a colori, vedete? La sorella di Rey, questa è Rey, vedete? Si legge all'italiana,
Kennel, che poi mi sa che questo, mo non mi ricordo bene, però no, mi pare di no, che non è, mi sa, l'anime comic di questo qua, potrebbe pure essere, fatemi vedere, che io lo riconosco subito. Ah, si legge la giapponese questo. Kenny Guerriero The Movie. Sì, e questo qua è. Questo era l'anime comic, vedi che non mi ricordavo, sono solo due volumetti, perché questo è l'anime comic di questo che state vedendo qui sopra. Oh, il padre dei Cobra, della famiglia Cobra, questo che si è trasformato in metallo. Quindi questo è l'anime comic di quello. Buon pranzo a tutti, Real pomeriggio, ti invio il file come ero messo. Grazie, grazie, poi lo ripubblico. E questo è il volumetto numero 2. Kenny Guerriero, anime comic 2 di 2, preso dal film del 1986, che io lo chiamo un lungo OAV, che è questo che state vedendo qua. Questo qui è un lunghissimo OAV che riassume la prima parte della prima serie. Aia, non lo posso aprire tanto perché dopo tanti anni questo si spagina tutto. Vedete che è tutto interamente a colori. Questo pure è una chicca che in pochi hanno, eh. Queste sono tutte cose che non tutti non trovate in mano a chiunque, eh. E soprattutto tenute così bene, guardate, sembrano nuovi. Qua l'ho messi uno al contrario rispetto all'altro, ecco. Ecco. Volume 1 di 2, volume 2 di 2. Eccoli qua. Quindi Hokuto no Ken. Andiamo avanti a sfogliare Japan Magazine perché ci è rimasto poco tempo per Japan Magazine. Masami Kurumada, Saint Seiya, miti antichi e leggende del futuro. E qua si comincia a parlare dei Cavalieri dello Zodiaco, quindi un altro anime a cui io sono molto 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 affezionato, la storia di Pegasus, Seiya, il cavaliere che difende sempre Atena. Eccolo qua, i Cavalieri dello Zodiaco. E io, visto che qui si parla dei Cavalieri dello Zodiaco, Saint Seiya in Italia, vedete, mi sono portato, guardate, io ho anche la collana di tutto il manga dei Cavalieri dello Zodiaco, però, se facevo vedere le copertine anche di quel manga, non finivamo più, ok? Quindi mi sono portato un qualcosa sempre che riguarda i Cavalieri dello Zodiaco, però che sono 4 numeri e quindi diciamo con pochissimi minuti riusciamo a vederli tutti. Sto parlando dell'anime comic di Saint Seiya, i Cavalieri dello Zodiaco, ed anche questo è tutto a colori, vedete? Vedete? Tutto interamente a colori e si legge alla giapponese, edito sempre da Star Comic, e qua dice quindicinale dicembre 8.000 lire, euro 14,13. Vedete, c'è il prezzo addirittura in euro. Vediamo se, eccolo, quindicinale dicembre, lire 8.000, euro 4,13, e sono 8.000 lire. Qui ancora si pagavano, quindi può darsi che era diciamo nel 2000, sicuramente sarà uscito nel 2000 questo, perché avendo il prezzo, ma forse pure nel 2001, perché nel 2001 c'era la possibilità di pagare sia in euro che in lire, e questa è la copertina del primo numero. Andiamo a vedere la copertina del secondo numero, guardate, Saint Seiya, volume 2, anche questo tutto a colori, completamente a colori, guardate, completamente a colori. Saint Seiya 2, i Cavalieri dello Zodiaco. Saint Seiya 3, Sirio il dragone, vedete, i Cavalieri dello Zodiaco, Saint Seiya 3, e vedete che è tutto a colori, completamente a colori, Saint Seiya 3. E poi l'ultimo, Saint Seiya 4,
E qui ci sono Andromeda e Phoenix, i due fratelli. Tutto sempre a colori. Saint Seiya 4, i Cavalieri dello Zodiaco. Ok. Diciamo che abbiamo visto parecchio materiale aggiuntivo. Vedi, i lungometraggi dei Cavalieri. E qui ne sono usciti tanti di lungometraggi, lungometraggi animati, ma veramente troppi. Ok, qua si parla di un altro bellissimo anime che è un Genesis Evangelion. Evangelion versus Evangelion. Bellissima anche la storia degli Evangelion, degli Eva, eccetera. Vabbè, qua non mi soffermo più di tanto. Vedi, Eva 2.0, Eva 3.0. Evangelion, bellissima la sigla, è qualcosa di spettacolare la sigla di questo anime, andatevela a cercare perché è bellissima la sigla, vedete quanto ci hanno dedicato, bello, questo me lo voglio leggere questo articolo perché anche Neon Genesis Evangelion è bello, è veramente bello, anche come storia, guardate quante pagine hanno dedicato ad Evangelion, è bello anche questo, molto bello come anime. Oh, siamo arrivati al mercatino di Japan Magazine, la fiera del bambù, ovvero il mercatino di Japan Magazine. Ok? Oh, Weekly Shonen Sunday, Lamu e le altre meraviglie. Allora, guardate che immagine di Lamu, vabbè. Lasciamo stare perché pure Lamu quanto mi piaceva, faceva un sacco ride. Lamu, oltre a essere molto bella lei, Lamu, però era molto comico il cartone animato, bellissimo lei. L'anime, diciamo l'anime, se no qui si arrabbiano, chiamiamolo anime. Qui andiamo avanti a sfogliare un po' più velocemente questo Japan Magazine perché ovviamente siamo un po' in ritardo. Ho qua pubblicità ad Anime Cult, questo già abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme di questo anime, sigle a 45 giri, e qui inizia il fumetto sempre anime, l'anime manga come volete chiamare, l'anime fumetto di Love Militia, prese i fotogrammi dal telefilm, aggiunti i fumetti e pubblicati su una rivista. Vedete? E io, come vi ho sempre detto, questo ci ha abituato a questa cosa, l'originale versione anni 90 di Japan Magazine. Ok? E quindi loro abilmente l'hanno ripresa. Qua c'è il poster delle pagine centrali. Riconosciamo che questo sicuramente è Evangelion, vediamo se riusciamo a capire dall'altra parte senza toglierlo chi c'è. Dall'altra parte Renzi la strega, mi sembra che ci sia Renzi la strega, sì, c'è Renzi la strega dall'altra parte, si riconosce anche da, guardate, senza che lo vada a staccare, vedete, un personaggio di Renzi la strega, ok? Quindi c'è il poster centrale di Renzi la strega e qua continua invece l'altro pezzo del poster di Evangelion e poi dall'altra parte fumetto di Love Militia. Qui continua il fumetto di Love Militia, vedete, carina questa idea, bellissima questa idea di prendere dei fotogrammi dal telefilm, dalla sitcom, come direbbero oggi, sitcom, a me era telefilm, dalla sitcom e metterla sulle pagine di una rivista. Chobin torna sulla stella stellare. Chobin, oin, oin, ma com'è carino e dolce. Chobin, oin, oin. Lasciamo stare le sigle e andiamo avanti. Cosplay Mania, sempre articoli dedicati al cosplay. Come vi ho detto, mia figlia anche è una cosplayer. A lei piace molto vestirsi da personaggi soprattutto di anime,
e domenica prossima ai Japan Days a Capannelle, lei sarà sicuramente in cosplay. Ecco, Romix, aprile 2024. Lei però non ce la portiamo a Romix perché purtroppo c'è troppo esageratamente caos tutti i giorni a Romix. Poi giovedì e venerdì lei va a scuola, quindi non ce la possiamo portare. E quindi vabbè, a Romix non ce l'abbiamo già. Mi sa solo una volta ce l'abbiamo portata a Romix, ma troppo caos. Oh, c'è pure Pollyanna qui disegnata. Doraemon. Andiamo avanti. Elisabetta Spinelli, la voce dell'anima. Vedete? Ovviamente non può mancare Sailor Moon. Andiamo avanti a sfogliare questo numero di Japan Magazine, numero 3. Sfogliato un po' in ritardo perché è uscito parecchio tempo fa. Ah, vi volevo dire che nella descrizione del video c'è il link per comprarlo su Amazon, questo numero. Già ve l'ho messo il link per gli amici di YouTube. Andate nella descrizione del video e c'è il link per andare ad acquistare questa rivista. Il 12° viaggio prima della tappa, Fukuoka Kokura. Questo è sempre un viaggio in Giappone narrato sulle pagine di una rivista, come forse si faceva una volta con delle fotografie cartacee piuttosto che con i video che noi vediamo sui social, su TikTok, su Instagram, che fanno dei video. Una volta invece si faceva così, c'erano delle fotografie e si raccontava un po' le cose migliori del viaggio che si era fatto. 70.000 manga e 9 tombini. Mamma mia. Ci avviciniamo alla fine di questo. Oh, questa è la classifica della Fiera del Bambù Japan. Vedete? Spettacolo. Andiamo avanti. Oh, Utena, la ragazzina rivoluzionaria. Questo ha avuto successo solo quando è uscito, questo che poi è un anime. Ma di questo ricordo molto poco, sono molto sincero. Utena. Il manga meno visionario, più romantico. Apocalisse adolescenziale, il film. Ma andiamo avanti. Oh, recensioni. Qui ci sono le recensioni. Un bel po' di recensioni, eccole qua. Recensioni. Un po' di enigmistica, non fa mai male. Poi c'è Ranma lì in basso, perché è il personaggio dei Rebus. Dove vai? Resta qua. Yattaman, il film, con attori veri. Yattaman, il film. Il trio Trombo. Boyaki. Oh, Uomo Tigre, non tutti sono finti. Tiger Man. Per le vostre videocassette di Bia, la sfida della magia, Bia, Bie, babe, bie, babe, bi, babe, bibo, bie, boom. Oh, per le vostre videocassette, Rocky Joe. Planetto, che non c'entrava niente quella sigla. Planetto. Lupin terzo. Poi ci andiamo a vedere l'ultima di copertina. Eccolo qui. Pubblicità di un'altra pubblicazione, sempre edita da Spray Editori. E poi ci andiamo ad aprire. Mamiya, Rei, Ken
e il fratello Toki. Ok, guardate che bello questo poster, spettacolare, veramente bello questo poster. Hokuto no Ken, quando era ancora vivo Rei, era ancora vivo Toki, Mamiya, e siamo arrivati all'ultima di copertina. Anche questo sfogliamo insieme, molto lungo, 1 ora e un quarto di live, ok? Qui intanto il film continua ad andare tranquillamente, senza problemi. Ok, bellissimo, bellissimo questo. Ecco, qui ci sono Bart, voi non la vedete, c'è Lynn da quest'altra parte, e poi quello è Ray. L'uccello d'acqua di Nanto. Ecco, adesso la vedete Lynn. Bellissimo. Ray, l'uccello d'acqua di Nanto. Vediamoci due o tre scene di questo e poi ci salutiamo. Intanto io vi parlo dei miei siti. Andate su www.class74.it, dove troverete tanti prodotti in vendita su Amazon correttamente organizzati, quindi troverete tante categorie. All'interno poi di ogni categoria ci sono i prodotti. Ho cercato di dare un po' d'ordine a quell'enorme bazar che è Amazon. Voi quando comprate dai miei siti non dovete lasciare né nome, né password, né soldi, niente. Quello è un insieme di categorie di prodotti e i prodotti poi sono in vendita su Amazon. Verrete diciamo rediretti su Amazon, lì potete utilizzare la vostra user, la vostra password che ci avete su Amazon e andare poi ad acquistare il prodotto tranquillamente. Questo vale lo stesso per legolando.it, per starwarsstore.it. Vedete, è passato adesso legolando.it, che è dedicato ai vari set Lego. Ho fatto una classifica dei 57, però molti sono usciti già di produzione e non li trovate più. E poi anche Star Wars Store è un sito, tra l'altro uno dei più grandi che ho fatto. C'è anche magliettevintage.it. Magliettevintage.it è un bellissimo sito che io ho fatto ed è dedicato alle magliette vintage. Ho detto che se vedo una buona affluenza al sito mi ci dedico e faccio una sezione dedicata alle felpe, ok? Che ce ne sono anche tantissime di felpe, anche vintage. Quindi all'interno di magliette vintage troverete, clicca qui per le felpe e troverete tante felpe vintage, ovviamente divise per argomento, quelle per, che ne so, per la musica heavy metal, come possono essere i Kiss, i Motorhead, ma me ne vengono tanti, i Pink Floyd, ne ho messe tantissimi di gruppi anni 70, 80, Europe, ce ne stanno tanti. Ci ho messo pure un po' di magliette dedicate agli anime, per carità, ci ho messo un po' di tutto. Vedete, ho sbagliato il bollino per la seconda volta, c'è ancora scritto Reni J, questa invece è una live di Reni Toons. Organizza tutto sto popò, mi sono scordato, il bollino è quello di Reni J. Vabbè, la prossima volta verrà sostituito. Tanto dobbiamo fare ancora, lo sfogliamo insieme, di un numero di Japan Magazine, ok? Niente, altro sito è www.ilmondodelvinile.it, dove trovate tanti vinili organizzati e divisi per argomento, e poi sempre organizzati e divisi per argomento su renijstore.it trovate tutto ciò che riguarda la musica, ed anche casse attive e passive, amplificatori, giradischi, console, mixer, microfoni, cuffie, tutto insomma. Ci ho messo parecchia roba. Quindi diciamo che siamo arrivati a 1 ora e 20 di live. Michele, grazie, mi riguardo la prima mezz'ora, certo, perché lì ci sono, diciamo, tutte le copertine di questa torre qui di fumetti, di manga, di Hokuto no Ken. Bella pure la prima mezz'ora di questa live. Allora, in finale ringrazio tutti quelli che hanno visto questa live, diciamo, in diretta, e quelli che vedranno questo come se fosse un video in differita, ok? Sono le ore 12:48 di questo venerdì 15 novembre 2024. Grazie mille di essere stati qui con me, grazie di aver visto tutta questa papò di roba riguardante il Japan Magazine
dedicato a Hokuto no Ken, vediamo se lo riesco a mettere uno vicino all'altro, uno è falso, uno è vero. Quindi questo è Japan Magazine numero 3. Se lo volete acquistare c'è il link in descrizione, andate nella descrizione, troverete il link per acquistare questo numero di Japan Magazine numero 3. Ok, vado a cercare la sigla finale di chiusura, la sigla finale di chiusura, già l'ho detto, come dire due volte la stessa cosa. Ok, dovrebbe essere questa, mettiamo la pausa, ok, e ci salutiamo così alle ore, aspettiamo le 12:50, sono le ore 12:49, alle 12:50 mando la sigla, ok? Vi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata, un buon pomeriggio, buon pranzo a chi sta andando a pranzo verso quest'ora e ci vediamo alla prossima live che come sempre io non so mai quando sarà, però presto dovremo fare anche un ultimo Studiamo insieme di Japan Magazine fino al prossimo numero. Ok? 12:50, ci salutiamo. Grazie a tutti, buona giornata, ciao!